disputata ieri. Il Livorno ha battuto il Novara per 1-0 fuori casa, poi Ascoli Vicenza 0-0, Cittadella Verona sospesa al 38esimo del secondo tempo sul punteggio di 2-1, a Crotone Padova Crotone 1-0, poi Grosseto Brescia 2-2, l'Empoli ha battuto la Juve Stabia per 2-1, Sassuolo Regina 3-1, Ternana Lanciano 2-2, Varese Pro Vercelli 2-0, Cesena Spezia si sta disputando dalle 18, il Cesena sta perdendo 1-0 grazie alla gol di Sansovini, poi la partita tra Bari e Modena è prevista per domani alle 12:30. Sassuolo 38, Livorno 35, Verona 32, Padova 25, Juve Stabia 24, Brescia e Varese 23, Modena 22, Cittadella Empoli 21, Spezia 19, Ternana 18, Crotone Vicenza e Ascoli 17, Bari 15, Cesena 14 con la Regina, Lanciano 13, Pro Vercelli 11, Novara 10, Grosseto 8. Vi ricordo che oltre alle partite che devono essere recuperate ci sono diverse squadre, come vedete nella grafica, con punti di penalità. Nell'Ascoli Silvano rischia Soncin, in avanti Zaza e Fexegin, a destra Canocchioli, vince il ballottaggio con Scalise, a sinistra Giallombardo preferito Pasqualini, nel Vicenza l'ennesimo infortunio di Matteo Gentili obbliga Breda a cambiare la difesa, accanto a Camisa c'è Martinelli e non Pisano, plasmati e Giacomelli squalificati, in avanti Semioli, Malongà e Pinardi, dirige Manganiello di Pinerolo. Si parte. Sesto minuto, punizione dalla distanza di Pinardi, corregge di testa Castiglia, palla a lato. 5 minuti dopo, il Vicenza ancora in mano l'iniziativa, schiaccia Malongà, pallone però poco insidioso. Manovra a meglio il Vicenza, 16esimo, destro come potete vedere di Padalino, parabola che trova attento Guarna. Prende coraggio l'Ascoli, Zaza lanciato a rete, viene falciato da Martinelli, Manganiello consulta via radio il secondo assistente, rosso per il capitano difensore centrale tra le proteste dei giocatori veneti. 35esimo, passaggio filtrante che mette Fexegin nelle condizioni di provare il sinistro, pallone che scheggia il palo esterno. Poco più tardi, sinistro di Zaza, la palla calciata dal 21enne attaccante e deviata da Fossati. Scadere del tempo, Semioli dalla linea di fondo, cross basso, incrocia bene Padalino, lo svizzero trova l'opposizione di Guarna. Il pubblico rumoreggia, andiamo alla ripresa con il montaggio di Roberto Toti, Dramé appena entrato dalla linea di fondo taglia l'area piccola. Ancora Ascoli, dalla sinistra Canocchioli carica il destro che si spegne a lato. Sale l'Ascoli sulla destra, il cross di Scalise, sfiorano in tre, si salva in questo caso il Vicenza. Chiusura di gara, Zaza appoggia al limite, controllo e destro di Fossati, pallone deviato, palo a portiere battuto. E sul corner è Peccarisi di testa a deviare sul palo lontano e poi più nulla. Evidentemente l'Ascoli non vince dal 30 ottobre, chiaramente è stato fermato dai legni oggi sul finire della partita. Evidentemente il Vicenza ha risentito dell'inferiorità numerica, invece ha preso per mano la squadra, ha trovato spesso la profondità, ha sfiorato spesso il gol, migliore in campo il giovane Zaza, che è stato però ammonito e sarà squalificato. Dunque Ascoli Vicenza 0-0, a te Andrea Fusco. Grazie. Sia Ascoli che Vicenza mancano l'appuntamento con la vittoria e non vanno oltre lo 0-0. I padroni di casa non vincono al Del Duca dallo scorso 30 ottobre, mentre la squadra di Breda non ha ancora trovato i 3 punti lontano dal Menti in questa stagione. Partono meglio i biancorossi che, nonostante l'assenza di plasmati, confermano il 4-3-3 che sta dando il giusto equilibrio alla squadra di Breda. Dal 22esimo del primo tempo però il Vicenza resta in 10. Zaza scappa a Martinelli che abbatte il talentino classe 1991 per Manganiello e intervento da dietro, quindi
rosso diretto per il capitano dei vicentini. I ragazzi di Silva però non riescono a sfruttare la superiorità numerica, dando vita a un fraseggio lento e sterile. Il Vicenza invece si chiude bene, riparte e sul finire della prima frazione va anche vicino al vantaggio con Padalino, clamorosamente dimenticato dalla retroguardia bianconera centro area. Nella ripresa gli ospiti cercano di abbassare maggiormente i ritmi e la girandola di cambi non aiuta né l'Ascoli, troppo poco vivace in attacco e dipendente dai lampi di uno spento Zazza, né il Vicenza che paga la fatica dell'uomo in meno. Malongà sembra aver perso di lucidità, mentre dall'altra parte non sono né Zazza né Feksesin a rendersi pericolosi, ma Dramé, appena entrato l'esterno francese, va a pochi centimetri dalla rete del vantaggio con un tiro da posizione pressoché impossibile. Gli ultimi minuti scorrono lentamente per il Vicenza e troppo veloce per l'Ascoli, che riesce a rendersi davvero pericoloso dalle parti di Pinsoglio in 2 occasioni nel giro di 40 secondi. Prima Fossati colpisce il palo, complice anche la deviazione di un avversario. Sul calcio d'angolo consecutivo Peccaresi spizza, ma la sfera bacia montante, linea e termina tra le braccia di un immobile Pinsoglio. Lo 0-0 va meglio al Vicenza che all'Ascoli, anche se c'è poco da essere soddisfatti per entrambe le squadre. La zona calda della classifica non è affatto lontana.